Bene, eccoci qua, rientrati in studio per la nostra consueta rubrica del Memento all'interno di TV7 Match, una rubrica nella quale torniamo ad affrontare temi di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate e questa sera, Ermanno, torniamo a parlare di sanità. Abbiamo parlato dello sciopero della sanità alla fine di ottobre per presentare lo sciopero del 20 novembre, ma oggi nello sciopero generale che è stato proclamato contro la manovra finanziaria, la sanità torna a manifestare il proprio dissenso e una sanità che ormai sono tanti anni che chiede che vengano fatti degli interventi strutturali importanti per ridare slancio a quello che è il servizio sanitario nazionale, soprattutto. Credo che non occorrerebbe dare slancio, bisogna pagare le cose per quello che valgono. Siccome abbiamo la sanità più importante d'Europa, naturalmente non in tutte le regioni, ma comunque abbiamo una sanità che è di eccellenza superiore e non si capisce perché questo governo debba, diciamo, far soffrire i medici e li deve privare di quelle che sono le normali e giuste risorse. In altre nazioni i medici prendono più del triplo. Allora perché noi dobbiamo arrivare a questo punto? E questo lo fa il governo. Peraltro non sono soldi del governo, sono soldi nostri che abbiamo messo da parte, perché quando c'è bisogno di qualcuno che sta male deve essere diciamo, curato. Ma naturalmente abbiamo creato un meccanismo di non funzionamento in maniera tale che chi va in un ospedale non ha possibilità, perché non ci sono le forze sufficienti perché diano una prestazione immediata. Questa prestazione viene allontanata nel tempo di mesi e forse anche di anni, di conseguenza chi è in fin di vita preferisce andare dal privato e il privato ci guadagna perché viene pagato sia dallo Stato e poi il privato ci mette l'obolo suo sopra e ci guadagna. Allora siamo al Covid-2, no? Come fare soldi sulla salute della gente, e di questo stiamo parlando, e stiamo parlando con due persone che sono altamente qualificate a farlo. Abbiamo un giovane, perché naturalmente c'è anche lo sfruttamento dei giovani laureati, come se la laurea dopo 25 anni dopo 18 anni, 19 anni di studio, uno si è laureato, non è nessuno, deve andarsi a specializzare, e questo è giusto che sia, ma siccome ha già delle competenze è giusto che venga pagato per quelle competenze che lui dà. La seconda cosa, c'è una limitazione nella specializzazione, perché la specializzazione non è libera e perché lo Stato impedisce a un ragazzo che ha studiato decine di anni di poter fare l'ultimo passo per poter diventare un professionista competente. E questo non si capisce che logica abbia. Allora, di questo ne parliamo appunto con due esperti, uno rappresenta i giovani, l'altro rappresenta la storia della medicina padovana. Certo. Presento per voi che siete a casa gli ospiti che sono con noi, ringrazio il dottor Filippo Valle. Buonasera dottor Valle, grazie per essere qua con noi, che fa parte di Federspecializzandi, e saluto in collegamento il professor Giovanni Leoni. Buonasera professor Leoni. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei, che è segretario CIMO FESMED del Veneto, ma anche vicepresidente nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri. Ecco, insieme a voi cercheremo un po' di capire qual è, Ermanno, la situazione di una sanità che negli anni riceve sempre delle promesse, ma poi promesse che vengono sistematicamente smentite. Sì, perché la politica può dire bugie. E più dice bugie e più è credibile, e questa è una cosa che bisognerebbe insegnarlo a scuola ai giovani, che le bugie dei politici sono tali e quali le bugie di tutti gli altri esseri umani. Quante balle ci hanno raccontato in tutti questi anni e cosa non hanno adempiuto, e quello che hanno fatto fino adesso per l'Italia, poco, niente.
e si inventano i grandi impianti, torniamo al ponte di Messina, a spendere miliardi quando la gente ha bisogno di essere curata tutti i giorni. E ha il diritto di essere curata perché lo Stato ha preso soldi dai loro stipendi, di conseguenza deve restituirli attraverso dei servizi. E allora in questo senso io punterei sul primo memento, cioè sul primo contributo, e poi su questo poi naturalmente discuteremo. Risorse insufficienti, cittadini arrabbiati, sanitari sempre più spesso aggrediti e insoddisfatti, condizioni di lavoro inaccettabili e poi le liste d'attesa bibliche. E questa è la fotografia della sanità italiana che oggi è tornata a scioperare insieme ai settori della scuola, delle poste, della pubblica amministrazione, dei trasporti, uno sciopero generale proclamato da CGIL e UIL e che ha riguardato sia il pubblico che il privato. La mobilitazione è stata indetta per chiedere al governo modifiche alla manovra di bilancio considerata inadeguata a risolvere i problemi del Paese e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto dei salari, delle pensioni, oltre al finanziamento della sanità, dell'istruzione, dei servizi pubblici e di tanto altro. È ormai il terzo anno di fila che si chiede di aumentare il finanziamento alla sanità e per tutto il resto. Richieste che sono restate però lettera morta malgrado gli annunci. La protesta quindi affonda le proprie ragioni negli anni passati, caratterizzati sia a destra che a sinistra da una visione politica della sanità pubblica miope che così facendo non tutela la salute dei cittadini. E i cittadini sono arrabbiati perché la sanità pubblica non assicura completamente il diritto alle cure e sono doppiamente arrabbiati gli operatori della sanità perché sottopagati, perché malgrado le denunce delle aggressioni quotidiane sembra non si sia voluto prendere consapevolezza che esiste una vera e propria emergenza sociale che il governo deve affrontare. Come si può pensare di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini senza rilanciare l'offerta sanitaria? Come si possono ridurre i tempi di attesa se si continua a mantenere il blocco del tetto di spesa sul personale? Intervenire con finanziamenti spot non serve a fermare l'emergenza sanitaria se poi si va a finanziare una sanità privata che sfrutta i dipendenti ai quali non viene rinnovato il contratto di lavoro da anni e che non hanno lo status contrattuale dei colleghi del pubblico impiego. Certo non è possibile pensare a risorse illimitate per la sanità pubblica, è necessaria una riforma strutturale e organica del Servizio Sanitario Nazionale, senza però intaccare quei principi sui quali esso è stato fondato: universalismo, uguaglianza ed equità. Ma soprattutto come si può rendere ancora attrattivo lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale? E questo è il tema più importante per medici specializzanti, dirigenti sanitari, infermieri. Per medici e infermieri è necessario che le forze politiche mettano da parte le rivendicazioni e gli egoismi di partito per mettere al centro le necessità dei pazienti e quelle dei professionisti che della difesa della salute hanno fatto la loro ragione di vita. Bene, allora partiamo dai giovani. Un commento. Tu naturalmente hai una certa esperienza anche sul campo e quindi come ti trovi come il futuro medico che deve affrontare questi problemi e che naturalmente coinvolge anche la tua vita e il tuo futuro, i tuoi progetti futuri. Prego. Parto dalla nota positiva, che fare il medico è un mestiere bellissimo e mi trovo molto bene, non lo cambierei con niente e lo pensano così anche i miei colleghi. Ma la situazione purtroppo del sistema sanitario che si prospetta a breve è veramente tragica, con uno scarsissimo rispetto, che è quello che manca, che è quello che in queste proteste, in questi scioperi viene messo sempre davanti, della figura del medico, della figura del sanitario e anche del fatto che un sanitario debba potersi garantire una vita adeguata, dei carichi di lavoro adeguati e non sentirsi sfruttato per mandare avanti il Servizio Sanitario Nazionale, ma che sia sostenuto dallo Stato per assistere i cittadini, che è quello per cui ci siamo laureati, che è quello che vogliamo fare nella nostra professione. Bene, Giovanni Leoni, a lei un commento
Diciamo su quello che ha detto il nostro giovane prima di tutto, poi parleremo anche della sostanza della materia, prego. Beh, insomma, l'entusiasmo è tipico della gioventù, una gioventù anche meditata, perché parliamo di un medico già laureato che sta facendo la sua specializzazione, che alla fine, grazie alle proteste che abbiamo avuto negli anni precedenti, ha anche uno stipendio non grande, ma almeno è pagato come specializzato, mentre io che rappresento, grazie alla storia della sanità padovana, che sono laurea e specialità nell'83-88, come tutti i miei colleghi non eravamo pagati, ci facevamo le guardie mediche, le guardie in clinica per avere un po' di soldi e non gravare solo sulle spalle dei genitori dopo i 24-25 anni. Ma possiamo dire ai nostri spettatori quanto vale uno stipendio di questo ragazzo che ormai sono 20 anni che studia? Prego. Beh, alla fine, diciamo, se fosse collocato a livello della media europea, dovrebbe essere valutato almeno 3 volte quello che guadagna in questo momento. In realtà la problematica è che il valore del lavoro medico lo sta dando l'attività privata, quella con le cooperative, che è valutata in 1.200 euro lordi ogni 12 ore per quanto riguarda i contratti che vengono fatti, e mentre un medico neoassunto vale più o meno non 100 euro lordi ora, ma 30-40 euro lordi ora, quindi esattamente un terzo. Questa è la realtà dalle tabelle che abbiamo fatto come CIMO, separando quello che è lo stipendio mensile e paragonandolo a quelle che sono le retribuzioni che vengono fatti con i contratti per quanto riguarda le cooperative. Questa è la situazione. Ma tu cosa prendi al mese? Allora, lordi sono 1.700, netti sono circa 1.450, perché paghiamo delle tasse all'università, perché formandoci nell'università, anche lavorando, siamo comunque studenti e lavoratori, quindi paghiamo delle tasse all'università, e quindi su questi 1.450, essendo medici abilitati, dobbiamo pagare l'iscrizione all'ordine, l'EMPAM, che è la cassa dei medici, la quota A che pagano tutti i medici. Ma quanto ti rimane in tasca? 1.300 euro al mese più o meno. 1.300 euro al mese. Allora, un elettricista prende 35 euro all'ora minimo, un idraulico, non vogliamo disprezzare gli idraulici perché sono molto bravi, ma chiaramente uno che ha responsabilità, come può avere un medico, della vita, ha in mano la vita e la salute del cittadino, deve essere premiato per quello che effettivamente ha fatto, perché l'idraulico comincia a lavorare a 18 anni, tu cominci a lavorare quando sarai specializzato, avrai 28 anni, 25, 26, 27, eccetera. Quindi è possibile pensare che sia normale una cosa di questo genere? Prego, professor Leoni. Diciamo che è la valorizzazione di quello che è il lavoro intellettuale. Purtroppo questo è un prodotto voluto da tutti quanti i governi, non solo per i medici ma anche per i meglio operatori, come diceva lei prima, per quanto riguarda il tetto di spesa del personale, che è fermo da 20 anni. Il ministro Schillaci aveva proclamato, tra le varie cose, anche il superamento del tetto di spesa per il 2025. In realtà nella finanziaria ciò non è previsto, e quindi non è stato neanche previste le assunzioni straordinarie che erano state paventate solo qualche mese fa, alla fine di 30.000 nuove assunzioni, ed è per questo che alla fine noi abbiamo espresso tutte le perplessità che sta esprimendo la categoria e che stanno concretizzando le manifestazioni di questi giorni. Sì, ma pensate che il governo sia così sensibile che cambierà la finanziaria, oppure è una protesta fine a se stessa? Perché la maggior parte dei casi è questa alla fine. Prego, professore. Beh, non sappiamo come sarà l'evoluzione, c'è ancora del tempo alla fine, fino a circa metà dicembre, per riflettere su questo. Alternative però non ne abbiamo, perché se non avessimo protestato sarebbe stata anche un'accettazione passiva di quelli che sono stati le decisioni del governo, e su questo noi una manifestazione, diciamo soprattutto mediatica, perché lo sciopero, sappiate,
è molto limitato in realtà nella sua efficacia. Qualche giorno fa, con l'accoltellamento di un controllore su un treno, si sono fermati i mezzi di tutta quanta l'Italia. I medici ospedalieri non hanno queste problematiche, neanche i medici di medicina generale, e quindi hanno delle possibilità limitate. Per organizzare una manifestazione sicuramente sentita, con risalto sulla stampa, sulle televisioni, grazie anche a voi, di cui ne parliamo anche adesso, di queste problematiche qua, questo è l'effetto che alla fine ci prefiggiamo. Perché? Perché i cittadini devono essere informati, devono avere una diversa versione dei fatti, della situazione che loro vivono come utenti, giorno dopo giorno, e in cui si rendono conto che c'è qualcosa che non va. Certo, quindi cosa succede? Che chi non sa a chi appellarsi perché c'è una disfunzione della sanità, aggredisce il medico. E qui abbiamo appunto dei casi che sono veramente impossibili da descrivere, perché aggredisco quello che mi deve aiutare, ma quello che mi deve aiutare spesso è nelle condizioni di dover ritardare questo intervento. Perché? Perché per esempio nei pronto soccorsi le code sono infinite e di conseguenza si cerca di curare le urgenze e successivamente eventualmente quelli che possono anche aspettare, e allora le attese sono lunghe, ma sembra che la colpa sia del medico, e invece non si rendono conto che sono loro che devono scioperare per convincere il governo di prendere in considerazione la sanità in maniera diversa, e in questo senso abbiamo il contributo numero 2. Un attimo, la regia mi dice di attendere un momento. Va bene, no. Allora lasciamo la parola adesso a Valle. Valle, tu se dovessi essere, non dico che devi essere al governo, ma comunque sei dentro al problema, come risolveresti questo problema? Non solo come gli stipendi, ma anche l'organizzazione della sanità e la capacità di inserire veramente i giovani all'interno dell'istituto. Secondo me la parte fondamentale è rendere attrattivo il lavoro nella sanità pubblica, che deve essere un lavoro che può formare un professionista, farlo crescere professionalmente e garantirgli anche una sicurezza, oltre alla sicurezza lavorativa, anche la possibilità di appunto crescere professionalmente, di fare anche eventualmente una carriera e di avere però poter avere una vita personale senza avere turni massacranti e avendo le risorse adeguate. Ovviamente purtroppo i soldi non sono infiniti, quindi mi rendo conto che ci sono anche delle difficoltà nel trovare le coperture, però la cosa che potrei fare al governo, che farei se fossi al governo, sarebbe potenziare la territorializzazione della medicina, potenziare i servizi territoriali il più possibile, così che gli accessi al PS possono diminuire, perché il paziente si senta più seguito dal punto di vista territoriale, con magari dei centri intermedi come ci sono in Emilia Romagna, di territorializzazione dei servizi medici anche per le urgenze minori, e che aiutino anche a sollevare i medici di base dal loro carico di lavoro comunque gravoso, e aumentando i servizi del territoriale per ridurre la pressione sia sugli ospedali che sui medici di base. È un po' una riorganizzazione del sistema sanitario, chiaramente. Naturalmente tutto questo non si può fare se non viene assunto il personale necessario, che è una delle basi fondamentali di questa protesta, perché purtroppo questo blocco questo tetto sui costi del personale impatta enormemente sulla sanità pubblica, per cui le assunzioni e gli aumenti stipendiali sono fondamentali comunque per la ricostruzione del nostro sistema sanitario, per salvarlo e per farlo diventare di nuovo una punta della sanità europea. Certamente. Prego, professor Leoni, la sanità pubblica ha veramente bisogno, naturalmente siccome sono tante le richieste, di conseguenza una parte affluirà verso il mercato del privato, ma effettivamente la sanità pubblica è ancora di eccellenza e spesso, anzi ritengo che sia normale, che è superiore alle prestazioni di quella privata, perché io ho visto, ma mi confermi se sbaglio, che certi interventi
I privati non li possono fare, non li fanno. Certe attrezzature non ce le hanno, costano troppo, inciderebbero troppo sui loro guadagni. Quindi tutto è sulla speculazione, mentre nella sanità pubblica è tutto sulla tecnologia e sull'avanzamento della medicina e sull'approfondimento degli aspetti medici e delle cure. Prego, lei. Beh, i privati fanno uno studio mirato su quelle che sono le necessità che possono anche essere risolte con un impegno di spesa di tecnologia di personale commisurato a quello che è la possibilità di avere un profitto tra quello che fai e quello che alla fine riesci a incassare, e soprattutto punta su delle aree di eccellenza per quanto lo riguarda, come la riabilitazione o come l'oculistica o come la cardiologia, come delle branche che comunque hanno una certa richiesta di mercato, come l'ortopedia in elezione per esempio. Ma invece il Servizio Sanitario Pubblico gestisce quella che è la sanità rivolta indistintamente a tutti i cittadini, non al professionista che deve sistemarsi un menisco o a quello che deve farsi una catarata nel privato, ma anche ai centri trapianti, a quelli che hanno le patologie croniche, gli accessi, le insufficienze renali, cioè i pazienti, quelli che hanno un grosso carico per quanto riguarda i costi per la società e che deve farsi poi partecipe di quelle che sono le problematiche che possono capitare a chiunque di noi. E poi c'è tutto quanto il grande capitolo ovviamente dell'urgenza ed emergenza di un servizio attivo 24 ore su 24 con elicotteri, con i mezzi, con quant'altro, che deve dare risposte adeguate. Il pubblico risponde anche alle malattie rare, a quelle che non hanno neanche un investimento da parte delle industrie farmaceutiche, perché le industrie farmaceutiche devono guadagnare, devono investire sui blister, su quei farmaci che devono essere consumati tutti i giorni. Quindi si trova a fare un bilanciamento tra quelli che sono gli ingressi, come diceva lei, con le tasse sui cittadini e poi le risposte che vengono dare. Però anche nel privato i medici devono essere pagati adeguatamente, perché quando si dice andiamo a lavorare nel privato, non è così che funziona in realtà, perché il 4 dicembre, dopo 18 anni di attesa, sciopereranno simbolicamente per l'ennesima volta i medici che dipendono dalla sanità privata. Saranno in piazza anche loro perché sono da 20 anni praticamente senza il loro stipendio adeguato. Bisogna fare una bella distinzione tra coloro che sono i top level che vanno a lavorare nel privato e quindi attirano e portano tutto quanto il bagaglio della loro cultura cresciuta molte volte nel pubblico e che rispondono poi a determinati tipi di visite o situazioni, le più gettonate, visite oculistiche, doc, neurologia, riabilitazione e quant'altro, e quelli che invece dipendono nel servizio sanitario privato però hanno uno stipendio che è addirittura inferiore a quello del pubblico. E c'è questa dicotomia che non è facile forse da far comprendere, ma che esiste. Quindi comunque il medico sul pubblico, ma anche sul privato, se ho capito bene, è quello che viene sfruttato. Poi naturalmente il pubblico gestisce male i soldi, il privato deve guadagnare anche sul lavoro del medico, che invece non è pagato a sufficienza e forse in qualche caso viene pagato anche meno. Prego. Sì, è esattamente così, perché non pensiamo solo al grande chirurgo, al grande cardiologo, al grande intervento. Pensiamo anche a tutto quello che è la costruzione di supporto, a tutti coloro che lavorano nelle seconde e terze file, perché il lavoro in sanità è un lavoro organizzato, un lavoro di equipe. Sì. E tutti quanti, anche quelli che fanno da supporto al lavoro del primo operatore, devono essere adeguatamente considerati. Ma soprattutto un'altra cosa, io ritengo, che troppo poco c'è l'aggiornamento della medicina. Dovrebbero lasciare più spazio a voi di poter fare congressi, di poter scambiare quelle che sono le esperienze e soprattutto quello di condividere determinate patologie, soprattutto i tumori piuttosto che altre, perché questo aiuta il differenziare tra l'uso della medicina di un medico rispetto all'altro. Se c'è un confronto va a vantaggio di ambedue, perché è un trasferimento di esperienza. Prego, professore.
Beh, la congressualità si regge alla fine sul contributo all'industria farmaceutica o di strumentali chirurgici. Non esiste altro tipo di formazione tranne la formazione ECM a distanza, quelle che fanno gli ordini dei medici gratuitamente, però diciamo la vera congressualità a cui lei si riferisce, quella è fatta con investimenti delle varie ditte a vari livelli, è sempre stato così. Poi c'è una parte anche di ore e anche di soldi che vengono investiti a livello delle aziende per aggiornamento professionale, che però sono in una quantità molto bassa e sistematicamente vengono anche utilizzate, tipo nel Veneto, si riduce mezz'ora dell'attività dedica all'aggiornamento professionale per la riduzione della lista d'attesa. Quindi spesso e volentieri l'aggiornamento viene fatto al di fuori di quella che è l'attività professionale, mentre dovrebbe essere parte dell'orario di attività professionale, perché sennò non se ne viene fuori in una maniera o nell'altra, a parte quello che è l'aggiornamento professionale che uno fa per i fatti suoi, e quelle sono ore che neanche si contano. Certo, bisogna contare che il medico e la maggior parte dei medici è sempre attenta alla propria, diciamo, professionalità, e quindi si deve tenere e si tiene aggiornato, ma i congressi delle case farmaceutiche è pro domo loro, cioè loro fanno i congressi per riuscire a convincere i medici, che naturalmente poi sceglieranno con scienza e coscienza, che le loro medicine o i loro interventi e le loro tecnologie sono le migliori. E invece la scienza non è una scienza applicata, è una scienza, la scienza deve essere una scienza pura, cioè la scienza deve essere fine a se stessa per conoscere. Dopodiché c'è la scienza applicata, e questo è un fatto importante, ma è successivo. Allora torniamo, adesso è arrivato il contributo finalmente, sanità, aggressioni in aumento. Ancora una volta il pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre è stato teatro di un'aggressione nei confronti del personale sanitario. A seminare il panico questa volta è stato un 50enne senza fissa dimora, di nazionalità straniera, che verso le 8:30 del mattino ha letteralmente dato di matto. Prendendo uno scalpello da carpentiere ha cominciato a minacciare medici e infermieri presenti alla guardiola del triage, ha lanciato una sedia e si è scagliato contro la vetrata dell'accettazione. Il personale sanitario a quel punto ha attivato il protocollo di emergenza allertando i carabinieri, che sono riusciti a immobilizzare l'uomo, ricoverato poi in psichiatria. Più tardi è emerso che il 50enne si trovava al pronto soccorso dalla sera prima, quando si era rivolto ai medici lamentando un malessere. Dopo essere stato visitato aveva chiesto di rimanere in ospedale per via del freddo, ma già dalle 7 del mattino aveva iniziato a manifestare segnali di insofferenza. Un episodio di entità ben più lieve rispetto a quello di domenica, sempre all'ospedale dell'Angelo, quando un paziente di nazionalità irlandese aveva letteralmente distrutto la sala d'attesa del pronto soccorso, costringendo il personale sanitario a nascondere i pazienti in guardiola. Si tratta in ogni caso di una preoccupante escalation. L'anno scorso si sono registrati più di 2200 episodi di aggressione negli ospedali del Veneto, ma il rischio è che il 2024 si chiuda con numeri ben più alti. Il settore chiede allora una legge specifica a tutela di medici e infermieri. Allo stesso tempo però non vanno sottovalutate le situazioni di ansia e difficoltà che spingono persone, in molti casi senza alcun disturbo psichiatrico, a compiere gesti di questo tipo. Prego, allora, hai avuto esperienze tu di cui hai visto, hai assistito a qualcosa, oppure non fa parte della tua esperienza, della tua giovane esperienza? Il primo mese di lavoro, dopo essermi laureato, mentre lavoravo in guardia medica, è successo che la notte un paziente prendesse a pugni i vetri della guardia medica perché voleva entrare, ma non aveva l'accesso alla guardia medica, veniva attraverso appuntamento telefonico alle 3 di notte, e non aveva chiamato, non aveva suonato il campanello, ma pretendeva che gli aprissimo, non so, pensando a cosa, e aveva cominciato a battere a pugni il vetro e aveva cominciato a prendere la spallata per aprire la porta. Noi ovviamente poi l'abbiamo aperto, abbiamo fatto una de-escalation della situazione e abbiamo ovviamente assistito il paziente. Però ci tengo a dire che secondo me questi atti sono assolutamente ingiustificabili e sono in un aumento incredibile, perché moltissimi colleghi hanno avuto esperienza diretta di questi atti di aggressione, ma sono un sintomo, come nelle malattie, di un malessere generalizzato e forse anche di una
scarsa consapevolezza da parte dei pazienti, dei cittadini, delle difficoltà che noi stessi operatori sanitari abbiamo. È per questo che ha perfettamente ragione il professore quando dice che questi scioperi e queste proteste servono anche a rendere più consapevole la cittadinanza sui problemi che noi stessi, medici, infermieri, tutti gli operatori viviamo tutti i giorni. Però sì, questi episodi sono in aumento, un aumento anche vertiginoso, devo dire. Grazie. Questo sciopero, professore, non è una protesta, è la volontà di dire basta, cioè devono dare un taglio e devono prendere in considerazione la sanità per il valore che ha la sanità. Prego. Noi siamo molto preoccupati per il servizio ai cittadini, più di quello per noi stessi essenzialmente, perché dopo quando tu sei con un camice e rifletti quello che è il Servizio Sanitario Nazionale personificato, ti trovi in difficoltà in quello che è dopo l'offerta di salute che ti viene chiesta, perché devi gestire la situazione in una maniera che è molto difficile. Il medico di pronto soccorso, per esempio, non ha solo il problema di fare una diagnosi, ma il problema è soprattutto di dove ricoverare un paziente, perché molte volte mancano i posti letto. E questo è il primo problema, il taglio drastico di quello che è i posti letto che ci hanno portato ai minimi termini per quanto riguarda l'Europa in proporzione. Questi sono dati facilmente reperibili. Poi per quanto riguarda gli episodi di violenza, c'è da dire che se funzionasse bene quelli che è il complesso dei servizi psichiatrici del territorio, che sono all'ultimo posto come investimento in Veneto per quanto riguarda la classifica in Italia, con psichiatria del territorio sto parlando, e poi anche i posti per quanto riguarda i servizi psichiatrici, oltre che i servizi sociali, probabilmente ci sarebbe un effetto di de-escalation normale per quanto riguarda questi episodi. Perché tra diciamo, l'ubriaco irlandese e questo episodio di oggi ci sono dei fatti comuni, cioè soggetti, violenza che viene da soggetti che farebbero violenza ovunque, in uno stadio o in un ospedale. Poi c'è la violenza che può capitare da soggetti che sono psichiatrici borderline, che poi hanno un problema di scompenso. Quelli dovrebbero essere controllati da questo punto di vista, perché dovrebbero diminuire le urgenze psichiatriche se i soggetti vengono seguiti bene sul territorio, così mi dicono i miei colleghi psichiatri, oltretutto tra virgolette. E poi c'è colui che aspetta troppo nel pronto soccorso per lui stesso, per un parente, e va fuori dai gangheri e ha dei comportamenti inadeguati, più o meno violenti. Si divide in questi tre fattori la violenza con gli operatori sanitari, soprattutto contro gli infermieri, contro i medici o contro coloro che sono i frontman, pronto soccorso, psichiatria, ma anche ginecologia, anche molte volte medicina nei vari reparti. Chiaramente si trovano davanti dei soggetti che sono per loro natura dei soggetti miti, perché chi fa il medico, l'infermiere, tende ad avere una natura predisposta verso la cura delle persone. Non vanno a fare violenza a uno che gestisce una scuola di karate, tanto per capirsi, certo. Vanno a prendersela con coloro che invece hanno di indole una bontà intrinseca, e per quello ci sentiamo anche particolarmente offesi per quello che è questo attacco a questa predisposizione naturale che ci viene nel nostro lavoro. Naturalmente dovranno essere implementati dei servizi di contrasto, sicuramente la certezza della pena, e poi abbiamo chiesto più volte i sistemi di videosorveglianza. Negli ospedali del Veneto è molto diffuso ormai la guardia attiva per quanto riguarda la polizia privata, che è intervenuta in questi casi fortunatamente, con anche le bodycam a livello della polizia privata che ce le chiedono loro stessi. Io lo replico quando ho la possibilità, perché attivando la bodycam si può avere la registrazione di tutto quello che avviene e anche l'audio, che può essere utilizzato adeguatamente poi in un'aula di tribunale. Certo. E naturalmente la possibilità anche di avere un supporto immediato per quanto riguarda qualcuno che ti dà una mano con polizia e carabinieri che devono intervenire sul posto. Certo, lei ha aperto un grande problema, perché l'Italia fu quella che con la legge Basaglia chiuse tutti i manicomi,
ma si doveva fare una riforma della medicina per prendere in considerazione le patologie mentali, e questo non è stato fatto. Di conseguenza oggi non ce ne sono più i matti, ma di gente che è squilibrata ce ne sono molti, e soprattutto non ci sono indicazioni, diciamo, non c'è quella accoglienza per queste persone che hanno bisogno di cure particolari, che non sono le solite patologie, ma sono delle patologie molto più complesse, e di questo ne parleremo nelle prossime puntate. Grazie del vostro intervento. Io spero che i nostri telespettatori abbiano capito perché i medici non vogliono ostacolare la medicina. I medici stanno scioperando per curare bene i pazienti. È bene che questo governo e anche i futuri, come è stato nei passati, si dia una mossa una volta per tutte e incominci a fare una riforma della medicina che sia l'eccellenza a livello anche europeo, non solo italiano. Grazie del vostro intervento. Certo, Grazie a voi. Grazie al dottor Filippo Valle che è stato con noi qua in studio di Federspecializzandi, e grazie al professor Giovanni Leoni in collegamento, segretario della CIMO FESMED del Veneto. Grazie per il contributo, per le vostre testimonianze, per averci permesso di conoscere meglio ancora quelle che sono le problematiche che incontrate e per le quali vi state ovviamente anche battendo per cui vengano risolte. Grazie per essere stati con noi. Per i telespettatori abbiamo un break pubblicitario adesso, e poi ritorniamo con l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, che come sempre viene dedicata alla storia. Questa sera ci occuperemo delle guerre di Libia, inizieremo dal 1911 e poi arriveremo fino appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando appunto l'Italia non sarà più in Libia. A tra poco.